Al via la 3 giorni di festa e musica dell'Home Festival al Parco San Giuliano. 4 i palchi principali dislocati su 20 dei 70 ettari del parco, interamente a disposizione dell'evento con aree destinate a concerti, street food, giochi per bambini e bancarelle varie, con 10 punti di raccolta differenziata. Oltre 200 gli agenti della Polizia Locale in servizio, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. 2 grandi parcheggi a disposizione. Raccomandiamo a tutti di consultare il sito dell'Home Festival per tutte le informazioni sia viabilistiche sia di gestione all'interno dell'area, di utilizzare i parcheggi dedicati in questi 3 giorni che sono il Palasport a Tagliercio e il Palacque. Questi 2 parcheggi avranno per tutto il periodo della manifestazione dei bus navetta dalla manifestazione al parcheggio e viceversa. Sono stati intensificati anche gli altri corse autobus del trasporto locale proprio dedicate alla manifestazione e raccomandiamo ovviamente a tutti di utilizzare i mezzi pubblici il più possibile. In Porta Rossa, è un'informazione importante, è riservato un'area al parcheggio per velocipedi, motocicli e mezzi al servizio delle persone diversamente abili.